Basta con le sarde, sono tornato per un evento speciale, Halloween. Ma infatti mi hai fatto cagare addosso con sta maschera. Ma non è una maschera, è la mia faccia. Perché? Questi sono gli addobbi, eccolo qua. Ah, minchia, ti sei portato tuo figlio. Ma quello è mio figlio, gli addobbi Halloween. Ma quale Halloween? Qui a Palermo si festeggiano i morti. E tu ci sei pure lì. Vieni con me e ti spiego. Vabbè. I morti, giorno riservato alla commemorazione dei fedeli defunti. In Sicilia usanza vuole che la notte a cavallo tra l'1 e il 2 novembre i defunti della famiglia portino come doni a casa dei bambini non dolciumi ma veri e propri regali. Siccome i morti non hanno soldi, i regali di solito sono poco costosi: maschietti pistola, femminuccia e bambolina. Il tutto non deve superare i 2 euro. A Palermo. Vocabolario siciliano per turisti, volume 9. Qua siamo nel posto giusto, ci sono tutti i dolci dei tuoi parenti. In che senso, scusa? I morti, i tuoi parenti, Halloween. Vabbè, facciamo una meno. cosa. Raimondo, portami tutti i dolci che hai, ma soprattutto la pupa a cena. Bravo, ci sta. A cena una pupa, però per due, magari 2 pupe. Ma che hai capito? Pupa a cena, dolce povero inventato da un nobile caduto in miseria. Egli, avendo come ingrediente solo lo zucchero, riuscì a comporre una pietanza a forma di paladino e lo diede ai suoi commensali per cena. Da qui pupa a cena. Curiosità, oggi vediamo raffigurati con lo zucchero diverse forme. La più triste vista proprio questa mattina è stata Peppa Pig. Il pezzo su, 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 il pezzo su. Ora ti faccio vedere. Ecco qua. Ah, siamo sicuri che sono buoni? Oh, ma cucco te unci. Cucù ti unci, con chi ti unisci? Traduzione: chi frequenti. Apparentemente una domanda, in realtà viene usata come affermazione esclamativa per indicare una rivalsa quando si viene sottovalutati. Hai visto che gol ho fatto? Cucù ti unci. Curiosità: il palermitano è riuscito a storpiare l'instorpiabile. Molti tamarri, invece di dire cucù ti unci, ormai utilizzano il termine con chi ti addizioni. La creme della creme. Wow, ma che bello questo, ma da dove viene? Questo viene da Palermo, si chiama buccellato. Buccellato, dolce tipico diffuso in tutta la Sicilia. Si tratta di un impasto di pasta frolla farcita con un ripieno di fichi secchi, uva passa, mandorle, scorze d'arancia e mio cugino che non vedo da tanti anni. Curiosità: non mangiarne troppo perché i fichi ti fanno attuppare. Non possiamo spiegare cosa significa. Ho l'adoro, buonissimo. Mi fa assaggiare soltanto le cose di Palermo. Ma che dici? Ne abbiamo gli insuddi da cireale Suddi, a cireale, biscotti mandorlati aromatizzati all'arancia e cannella. e poi abbiamo i pipareddi da Messina. Piparella di Messina, dolce tradizionale preparato con mandorle, miele e spezie. A mucchi di ghissi e a dubiti. Ma non ci ho capito niente. Dico, fammi pure una supercazzola e siamo al completo. A mucca di chisto e a dubiti, dialetto catanese, mangiati questo e saziati. Curiosità: da non confondere il termine ammucchiti catanese con il termine ammuccati palermitano, che significa bacio ventosa con lingua roteante. Io spero che tu abbia capito che la storia di Halloween con la nostra festa dei morti non c'entra assolutamente niente. Cioè, tu prova a fare dolcetto scherzetto in una casa siciliana. Ma che stai dicendo? Ora ti faccio vedere. Ma sei sicuro? Oh, cucuti unzi. Arance in terra? Ma allora ditelo. Aranci in tierra, traduzione arancio caduto al suolo, usato soprattutto dai più grandi, indica un individuo che non gode affatto di ottima reputazione in quanto capacità personali e lavorative. Infatti l'arancio caduto a terra non viene raccolto dal contadino, che lo lascia marcire al suolo in quanto scarto. Traduzione finale: con chi ti unisci? Con lo scarto della gente? Dolcetto o scherzetto? Tembolata o cappotta? Timpulata, schiaffo. E allora timpulata lo so che cos'è, è uno schiaffo, quindi scelgo cappotta. Capiata, cutuliata, boccia o cappotta sono tutti termini che indicano quando una persona viene investita da una confusione di schiaffi di più persone. L'immagine di uno al centro a 90 gradi e tutti colpiscono la sua schiena. Oh, picciotte, facciamoci la cappotta a queso. No, aspetta ragazzi, cos'è? Un dolce tipico? Sì. Siamo amici. Ai, ho lo scoliosi ragazzi, la schiena no. Ai, A Palermo.